Un progetto meraviglioso all'insegna dei valori che passa attraverso la via della legalità, della bellezza, della solidarietà e dell'aiuto agli altri. Questa è speranza, questo è futuro. Le Uncinettine di Realmonte, in collaborazione con il comune di Realmonte e dei Lions Agrigento Valle dei Templi, aiuteranno questi bambini e quindi consegneranno 100 copertine ai CAV, rispettivi CAV. Abbiamo le presidenti presenti oggi e quindi aiuteranno 100 bambini dai 0 ai 2 anni che potranno usufruire di copertine calde fatte a mano, che sono un simbolo. Il simbolo è dell'identità, della tradizione, del lavoro di squadra, del gruppo e della bellezza. Quindi io, come sindaco del comune di Realmonte, che ha patrocinato l'evento, non posso che essere pienamente soddisfatta e dire grazie a queste 100 donne meravigliose che ogni giorno ci credono, sin da quando si sono riunite e hanno iniziato questa identità e questa tradizione tramandandola, perché tra loro ci sono ragazze, oggi sono 30, ci sono ragazzi che vanno dai 13 e donne che arrivano agli 80 anni, anche più. Quindi queste tradizioni che vengono tramandate, queste generazioni tutte insieme per i bambini che sono il futuro. Quindi ribadisco, questa è bellezza e sono valori. Allora, questa esperienza è stata fantastica, penso che è veramente come un sogno. Abbiamo realizzato circa 100 copertine, le Uncinettine realmontine, e con la collaborazione del nostro comune di Realmonte e i Lions Valle dei Templi. Abbiamo fatto la consegna al CAV di Bagheria, alla stazione di Palermo e al CAV di Agrigento. Chiaramente è una soddisfazione e un piacere fare del bene, perché questo è lo scopo principale. Sì, siamo appena tornati da questa esperienza straordinaria, un viaggio da Agrigento a Palermo di speranza, veramente di un servizio fatto per chi ha bisogno. Grazie davvero e di cuore alle Uncinettine di Realmontine che ci hanno coinvolto in questa straordinaria esperienza, sia a noi che alla collaborazione con il comune di Realmonte. È stata un'esperienza straordinaria durante tutto il viaggio, assistere alla cucitura di queste copertine e vedere la gioia veramente del dono che abbiamo realizzato ai 2 CAV di Bagheria e Agrigento. Noi siamo ben lieti, assolutamente felici, perché questo è il servizio che Lions ricercano, stare accanto a chi ha veramente bisogno. Un ringraziamento anche ai Lions di Bagheria, alle referenti distrettuali del service New Voice. Noi siamo qui per questo, quando c'è bisogno noi arriviamo. Un grazie da parte anche della nostra presidente, la dottoressa Maria Concetta Dominici. Che dire, siete delle donne meravigliose, vi siete impegnate a fare tutte queste cose per donare e per dare agli altri, che noi insomma poi devolveremo alle nostre mamme, alle nostre ragazze che verranno a trovarci, e diremo che sono state fatte da persone di buona volontà e delle donnine abbastanza agguerrite.